Ciao amici di G di Ferro Team, eccoci alla Zise, nel bellissimo ristorante I Due Laghi, per l'evento della seconda selezione di Miss Terre del Veneto. Venite con noi, andiamo a conoscere le ragazze e anche un po' l'organizzazione di questo evento. Siamo con Maddalena. Maddalena, raccontaci un po' di te. Ciao a tutti, sono Maddalena Barbieri, ho 18 anni, vengo da Vicenza, da Camisano Vicentino, e ho già fatto questo concorso precedentemente, ho fatto la tappa prima e sono passata in finale, quindi oggi sono qui contentissima di provare a prendere il primo posto. Allora, a tra poco e ti vedremo sfilare. Certamente. Eccoci adesso con Chiara. Chiara, tu sei una delle organizzatrici di questo evento, giusto? Siamo alla seconda tappa. Raccontaci un po' com'è andata la prima, che progetti avete, quante ragazze ci sono, un po' l'età media. Allora sì, io sono una delle organizzatrici insieme a mio padre e allora devo dire che la prima selezione è andata molto bene, erano 12 ragazze, tutte molto belle devo dire, e anche oggi sarà molto difficile decretare chi sarà la vincitrice. Progetti futuri ce ne sono molti, uno proprio domani saremo ospiti al Papeete Beach sì, molto bello, avremo l'opportunità di sfilare, di fare uno shooting nella spiaggia più famosa dell'Emilia Romagna, quindi dai, molte occasioni sta offrendo questo concorso. E oggi quante ragazze sfileranno? Allora, oggi sono presenti 10 ragazze, tutte provenienti da diverse zone del Veneto, quindi è anche una cosa molto bella che ci fa tutti riunire in dei concorsi proprio perché vogliamo promuovere il territorio per la ripartenza insomma, dopo questa lunga pausa di pandemia c'è bisogno di ripartire in positività. Perfetto, allora a fra poco. A fra poco. Eccoci qua con Martina. Sì, buongiorno. Dici un po' di te. Mi chiamo Martina Perin, ho 18 anni, vengo da Castelfranco Veneto, frequento una scuola professionale di acconciatura ed oggi sono qui per vincere il primo posto. Bene, hai già fatto altri tipi di sfilate sicuramente, hai partecipato, hai già vinto qualche fascia? Sì, ho vinto la fascia di Miss Olea alla scorsa selezione. Ok, in bocca al lupo allora. Crepi, grazie. Eccoci qui con Chantal, ciao, benvenuta. Buonasera a tutti. Allora, dici un po' di te. Allora, io ho 23 anni, vengo da Verona Centro città, studio giurisprudenza. Ho visto questo concorso sfogliando il giornale così casualmente, sfogliando l'Arena, ho detto perché non provarci. E quindi per me è stato un gioco più che altro. Quindi è la prima volta che ti cimenti in un evento? Volta, non so fare niente, non so niente. Va bene, dai. Che vinca il migliore allora è. Esatto, perché l'importante è partecipare. Esatto, con lo spirito giusto, come sempre. altro. Positivi. In bocca al lupo allora. Grazie, crepi il lupo. Ciao. Eccoci qui con Narcisa, ciao, benvenuta. Parlaci un po' di te, dici chi sei, cosa fai, quanti anni hai? Beh, io sono una studentessa all'Università Ca' Foscari a Venezia, studio lingue e lavoro do ripetizioni e seguo anche come babysitter nel tempo libero perché è quello che riesco a fare tra lo studio e altro. E niente, faccio le sfilate perché è la mia più grande passione. Questo sì. Quindi non sei nuova a questo tipo di evento? No, sono anche più vecchietta. No, non si dice mai vecchia. Sei sempre giovani. Esatto, quello sì, però sì, ho già sfilato, ho già partecipato. Perfetto. Sì, mi è sempre piaciuto farlo. Ok, bocca al lupo allora. Grazie. Eccoci qui con Alexia, ciao, benvenuta. Ciao. Raccontaci di te, è la prima volta che sfili, hai già sfilato? No, non è la prima volta che sfilo, è la prima volta che sfilo qua, però per Miss Terra del Veneto. Ok, cosa fai di bello nella vita? Nella vita lavoro, sono allenatrice di ginnastica ritmica. Complimenti. Grazie. Allora, in bocca al lupo. Grazie. Crepi. Ciao Giorgia, benvenuta. Raccontaci di te. Quanti anni hai? Cosa fai? È la prima volta che sfili? Seconda volta che sfilo, mi chiamo Giorgia, ho 19 anni, vengo da un paesino in provincia di Padova. Tutto bene, per ora non sono neanche agitata, strano. Perfetto, in bocca al lupo. Grazie. Ciao. Ciao Alice, raccontaci di te, quanti anni hai, cosa fai, se è la prima volta che partecipi a un concorso di bellezza.
Mi chiamo Alice, ho 17 anni, abito a Verona e non è la prima volta che partecipo a un concorso di bellezza, però è la prima volta che partecipo a questo concorso. Perfetto, studi? Sì, studio all'Istituto Tecnico Turistico a Verona. Bocca al lupo allora. Grazie. Crepi. Ciao Nicole. Ciao. Parlami di te, cosa fai, quanti anni hai? Raccontaci. Sono Nicole, vengo da Favaro, ho appena compiuto 18 anni e ho appena finito il 4º anno al liceo classico e mi piace molto viaggiare, fare shopping e adesso dopo tanto finalmente ho ripreso con questi concorsi e con le sfilate e sono molto contenta di essere qua. Infatti siamo solo all'inizio di una grande ripresa dopo un lungo momento di fermo. In bocca al lupo. Crepi. Ciao. Grazie. Ciao Eleonora, benvenuta. Ciao. Raccontaci di te. Quanti anni hai? Ho 17 anni, sono Eleonora, vengo da Padova in provincia di Loreggia e niente, sono qui per la mia prima volta. Ah, è la prima volta che sfili, dai, quindi sarai super emozionata. Tantissimo. Ma vedrai che andrà tutto bene, l'ambiente è molto accogliente, sicuramente non... Sì, mi sono trovata molto bene anche con le ragazze, tutto quanto. Non avrai nessun tipo di timore, anzi dai, è solo l'inizio, quando sentirai la musica, l'ansia è normale, dai. In bocca al lupo allora. Grazie mille. A te. Ciao, buongiorno Elisabetta. Raccontami di te, chi sei, cosa fai? È la prima volta che sfili? No, allora ho 23 anni, vengo dalla provincia di Venezia, vengo da Mestre, sono laureata e attualmente lavoro nel campo delle risorse umane per una società di selezione. Non è la prima volta che sfilo, sono 4 anni che provo e riprovo nell'ambito dei concorsi, però per la prima volta insieme a in questa bellissima giornata. Bene, in bocca al lupo allora, che vinca il migliore. Viva il lupo! Ciao, eccoci con Beatrice, la Miss Riviera 2020. Allora raccontaci com'è andata questa tua esperienza nell'arco dell'anno, cosa ti ha cambiato? Allora, questa è stata la mia prima esperienza, il mio primo concorso di bellezza a cui ho potuto partecipare e diciamo che mi ha dato modo di partecipare a vari shooting e di rappresentare questo bellissimo territorio in cui vivo e che per me è molto speciale. Perfetto, grazie. Grazie. Signore e signori, ho il piacere di presentarvi Chiara Perale! Grazie, buon pomeriggio, buongiorno a tutti, ristorante Dorani qui alla Cise in un panorama meraviglioso. Buongiorno a tutti, intanto benvenuti, come va? Bene? Si sta mangiando bene, vedo, buon pomeriggio. Ma come giustamente diceva Renato, oggi diamo spazio alla bellezza. Io volevo però subito ringraziare, perché so che ha poco tempo, il sindaco di Lazzise, Luca Sebastiano. Sindaco? La sto scomodando da questo braccio. Un saluto brevissimo anche da parte sua a inaugurare questa seconda tappa con la fascia, sì, ovviamente. Facciamo anche le foto. Sindaco, la prego anche di venire qui a fianco a me, ovviamente teniamo un po' di distanza, però. È il primo fasciato del giorno. È il primo fasciato del giorno, è vero Renato. Allora, Sindaco, adesso le passo il microfono, un saluto da parte sua in questa giornata meravigliosa. Bene, innanzitutto vi ringrazio per l'invito, per me è sempre un piacere partecipare a questo tipo di concorso dove vediamo delle belle cose. Noi solitamente il nostro impegno è andare dietro alle grane, succede questi momenti di gioia, spensieratezza, sono dei momenti che capitano raramente e per questo ho risposto volentieri al nostro invito. Il complimento con voi per l'organizzazione, vedo di alto livello. Io purtroppo non riuscirò a partire fino all'esito, mi piacerebbe vedere, ma probabilmente i giudici mi diranno già in anticipo chi potrà vincere una battuta, ma lascia bene Claudia che tra l'altro non so perché ogni volta che c'è il concorso di bellezza mi si prenota, lui è sempre disponibile. Bene, complimenti e grazie a voi di aver scelto questa bellissima location. Il lago per noi, sentivo prima che si parlava di ville venete. Sì,
per noi diciamo che il luogo da dove è partita è un luogo ricco di fascino, ma il lago è altrettanto ricco di fascino e ricco di bellezza, per cui complimenti, buon lavoro e che vinca la migliore. Grazie mille Silvia per questo sarà ovviamente con noi, rimarrà, spero insomma fino alla fine, Claudio Bertotti che è assessore al patrimonio. Insomma, iniziamo con questa bellissima giornata, ma io vorrei salutare anche il nostro DJ di oggi, Henry Riccardo di Sinclair. DJ! Allora, noi siamo pronti adesso. Intanto conoscere in una prima battuta le ragazze, perché in questo serpentone andiamo a vedere una piccola anticipazione delle bellissime ragazze che oggi concorrono per il titolo di Miss Terre del Veneto, ristorante dell'Aquila. Eccole qui, preparate, coreografate, le ringraziamo anche Chiara Trincanato e Alessia Saviane che hanno seguito non solo questa giornata ma tutta l'organizzazione insieme al capobranco Renato Trincanato, quindi grazie ancora per questa altra bellissima tappa. Ragazze, siete pronte a iniziare questo concorso? Ok, allora vi lascio andare a prepararvi. Un applauso, o anche qua, si foglia, io faccio il cuore perché arrivo con questa parte. Un applauso ancora a queste 10 bellissime ragazze. E come dicevo adesso vanno a prepararsi a cosa? Ovviamente alle votazioni. Manca una persona alla nostra giuria. Lei è una bellissima che è già stata fasciata, è una ragazza che porta un titolo molto importante. E allora, signore e signori, diamo il benvenuto a Miss Riviera del Brenta 2021, Beatrice Massagno. Ha già partecipato, ma ha vinto in particolare quello di Miss Riviera del Brenta 2021 e oggi si siede a tavola la nostra giuria. Benvenuta! Allora, ci giriamo verso di qua che così parliamo un attimino, Beatrice, poi ti lascio accomodarti. Allora, questa seconda tappa, abbiamo iniziato il nostro percorso settimana scorsa, siamo giunti all'Assise in un meraviglioso territorio e come dicevamo, insomma, la promozione della bellezza. Vedere le ragazze da un punto di vista è stato molto bello e auguro a loro di vivere questa esperienza con lo spirito giusto, perché l'importante secondo me è divertirsi e fare amicizie, quindi insomma il consiglio di una fasciata a un'altra pubblica fasciata, anzi 5, perché anche oggi ovviamente assediremo 5 fasce. Grazie a Beatrice Massagno, ti puoi accomodare alla nostra giuria. Buon lavoro a voi, buon appetito intanto. Allora, le ragazze sono già pronte? E allora iniziamo, signore e signori, con il concorso. E iniziamo ovviamente con un grande applauso per la prima Miss a sfilare su questa passerella. Lei è Alessia Marchiori e viene da Zevio. Da Verona.
da Loreggia Padova. Elisabetta Caione da Venezia. Narcisa Barbuca da Dolo. Nicole Berlini da Venezia. Per un ultimo saluto andiamo avanti con la numero 8 Giorgia Callegano da San Giorgio del Bello. Martina Perin da Treviso. In questa seconda selezione, questa seconda tappa qui al ristorante dei Laghi di Lazzise, ma siamo quasi pronte per rivederle ancora una volta tutte assieme. Allora facciamo un applauso a queste 10 bellissime ragazze. Alla seconda uscita, quella in abito elegante. Ricominciamo con il concorso con la prima in gara, Alexia Macchioni.
di Verona. Hai 21 anni. Questa non penso sia la tua prima esperienza, oppure sì? Non è una prima esperienza. Ti piace questo mondo? Da quando? Ormai no. Hai già vinto dei titoli? Sì, qualche Cosa ti aspetti da oggi? Da oggi mi aspetto innanzitutto di vivere il femminismo un po' per questo. Bellissima, lo spirito del divertimento deve esserci sempre alla base di tutto, di qualsiasi cosa si faccia. Tu nella vita cosa fai? Studi, lavori? Io lavoro come allenatrice di ginnastica attiva. Ah, ecco perché la fisicità, adesso si capisce. E allenatrice di un gruppo di quale età? Un po' per fasce d'età, dai 4 ai 18. Caspita, quindi anche bambini molto molto piccoli. È difficile. Abbastanza. Impegnativo. Sì, però va benissimo. Grandi soddisfazioni anche lì, immagino. Bene, allora facciamo un applauso ad Alessia Marchiori, la numero 1. Grazie Alessia, eccola qui Alice, poi è una mazza, è alta di più grande. Allora, Alice, vieni da Verona e hai 17 anni. Cosa fai nella vita? Studio all'Istituto Tecnico Turistico. Ok, quindi nel tuo futuro cosa ti piacerebbe fare? Mi piacerebbe fare la pilota di aerei. Però, ti lavorerei. E questa passione da cosa nasce? Da un mio hobby personale, proprio passione per gli aerei in generale, di sé. E senti, come farai ad associare così alla passione per gli aerei e eventualmente la passione per la moda? Perché insomma sei venuta qui oggi perché penso ti piace anche questo mondo. Sicuramente si troverà un modo, quando ti piace, quando ti piacciono, trovi sempre il modo per far funzionare tutto. Ottima filosofia, bravissima Alice! Allora, cosa ti aspetti da oggi intanto? Sono venuta qua perché mi aspettavo di passare una bella esperienza estate. Il gruppo com'è? Ti piacciono le ragazze? Sì, ci siamo subito trovate. Perfetto, allora grazie Alice! Andiamo avanti con la numero 3, Chantal Larghesini. Anche tu vieni da Verona e hai 23 anni. Cosa fai nella vita? Io studio giurisprudenza, sono studentessa di giurisprudenza a Verona, in Cerico. Hai scelto questa facoltà? Ma in realtà io avevo fatto il liceo delle scienze umane, però poi dopo ho pensato, se divento psicologa e io devo curare i pazzi, chi curerà me? Però! Hai fatto un ragionamento veramente che poi magari pensiamo anche ad un'esperta che ha già vissuto questo percorso, ma Chantal invece il tuo percorso nella moda è la prima volta che sfidi? È la primissima esperienza. Primissimo concorso signori, quindi complimenti veramente! È emozionante un po'. Un giorno fra un altro, perché cosa c'è in Allora tu tutti i giorni a casa sfidi così? Certo che Beh, sei bravissima, oltre che simpaticissima, ma vedremo la nostra giuria come ti giudicherà, va bene? Ci vediamo più tardi, grazie Chantal, in bocca al lupo! Forte Chantal! Andiamo con la numero 4, Eleonora Perusin. È giovanissima, 17 anni, da Loreggia, provincia di Padova. Benvenuta!
al ristorante. Ti piace questo posto? Eri mai stata alla Zise? Non sono così, Hai visto, no, il nostro Veneto insomma ha dei posti meravigliosi che meritano di essere conosciuti e grazie a questo concorso l'hai conosciuto. Ma tornando proprio al concorso, è la prima volta che sfidi? Benissimo. Ma abbiamo tutte delle prime volte, la tua seconda prima volta qui, complimenti, sei emozionata? Sì, moltissimo. Stai anche divertendo però. Sì. Senti, per la vita invece cosa fai e cosa vorresti fare? Allora, io intanto studio alla Mattioli di Castelfranco, faccio prudenza turistica e poi nella vita vorrei appunto o fare la modella, essere nel centro con la scuola, però mi piace lo stesso quello che sto frequentando perché mi apre molto nel mondo delle relazioni e quindi mi piace. Beh, guarda, è importante anche nel mondo della moda, sai quello che stai facendo, quindi l'uno o l'altro comunque hanno una grossa sinergia, quindi chi lo sa cosa succederà in futuro. Io ti auguro comunque di fare quello che più senti, che ti calza addosso. Vi bocca al lupo e ci vediamo più tardi. Grazie, andiamo avanti con la numero 5, Elisabetta Caione. Venezia, raccontaci un po' di te. Allora, da 4 anni a questa parte ho deciso di partecipare ai concorsi perché è un po' un mondo che da sempre da piccolo ho voluto esplorare. Attualmente lavoro nel campo delle risorse umane, sono laureata come consulente del lavoro presso l'Università di Bologna e dopo pandemia finalmente ho iniziato la mia carriera lavorativa nell'ambito delle attività per il lavoro e comunque mantengo la passione e il divertimento per i concorsi perché è sempre una cosa divertente e che va bene anche per la mente e per il corpo. Certo, sono d'accordo. Ovviamente Elisabetta tu non sei la prima esperienza, giusto? E cosa ti aspetti, non solo da oggi, ma un po' anche da questa ripartenza, proprio perché tu lavori in questo mondo, nel mondo del lavoro, importantissimo lavoro che fai, cosa ti aspetti da qui a un anno, diamoci un tempo? C'è aria di ripartenza, c'è aria di voler tornare alla normalità. Nel momento in cui ho fatto il vaccino ho detto che bello, posso ripartire con i concorsi, posso ripartire a lavorare, posso anche ripartire dicendo vado fuori, vado all'estero e mi ampio anche di queste conoscenze e la ripartenza è una cosa essenziale, ecco, c'è spirito di aria nuova sicuramente. E quest'area di Lazio ci piace un sacco, quindi grazie, in bocca al lupo a Elisabetta Caione. Continuiamo con la numero 6, Narcisa Balmuta. Vieni da Domo. Cosa fai nella vita? Io studio lingue all'Università di Foscari e a volte disegno la mia passione. Quindi hai una vena artistica, c'è una vena artistica in te. Invece il mondo della moda come è iniziato? È iniziato quando avevo 16 anni, è stato per puro caso, per divertimento, però poi mi sentivo me stessa e quindi ho deciso di continuare. Ascolta, ma se ti dicessi più pittura o più moda? Più moda. Cosa vorresti fare quindi da grande, insomma, nel tuo lavoro, cosa ti immagini da fare da grande nel tuo lavoro? No, sarebbe proprio diventare un'attrice.
Attrice, quindi attrice, pittrice, modella. Insomma, comunque questo mondo legato all'arte. Che segno sei? Gemelli. Gemelli! Artista, vedi che c'è sempre qualcosa, c'è lo zampino dei gemelli. Beh, intanto in bocca al lupo per oggi e chi lo sa, auguri anche per il tuo futuro da attrice, pittrice, quello che vuoi fare. Un applauso anche a Narcisa, grazie complimenti, buon saluto. Continuiamo con la numero 7, Nicole Bellini. Hai 18 anni, vieni da Venezia, degli amici bellissimi, cosa fai nella vita? Studio al liceo classico a Venezia, ho appena finito il quarto anno e quando ne ho l'occasione mi piace viaggiare tanto, partecipare a concorsi e sfilate in genere e ciò mi dà l'opportunità di conoscere tante nuove ragazze, tante persone e la cosa mi fa molto piacere e mi apre le strade sempre per insomma, ragionare su cosa vorrò fare nel futuro. Poi cosa volessi fare? Bella domanda, devo scegliere intanto a quale università iscrivermi, poi penso che mi orienterò verso la giurisprudenza o anche verso il giornalismo. Ah beh, importante comunque, Mario è contento perché vede già una futura giornalista di GD Blog, però è importante insomma che alla base più o meno insomma, di tutte le ragazze che abbiamo sentito fino ad oggi ci sia lo studio, questo è molto molto importante. Senti, e alla Cise sei mai stata? È già stata prima? No, direi vero no, è la prima volta, è un luogo sicuramente suggestivo e è sempre bello insomma viaggiare e visitare anche luoghi diversi del Veneto. Questo concorso per fortuna ci dà questa opportunità. Assolutamente, dice bene la nostra bellissima Nicole. Allora Nicole, prego, grazie a te e in bocca al lupo. Con la numero 8, Giorgia Gallegaro. Giorgia Gallegaro, ciao, 19 anni, San Giorgio degli Alberti, che sei tu che vieni da Ragazzipoli? Perché vedevo applaudire lì, pensavo fossi... Ah, era quelli di prima! Ah, vabbè, come vanno anche tu a Gallipoli, conoscono me ti portano, vero? Allora, Giorgia, intanto benvenuta, come stai? Strano va bene, perché strano? Pensavo di essere piacinata, sono la seconda volta. Ah, beh, hai visto che magari sono già la prima volta, hai preso un po' così domestichezza. Cosa fai nella vita, Giorgia? Io ho studiato a Mediero, dopo ho iniziato a lavorare in cameriera, in un ristorante di pesce e dopo ho cambiato questa quinte e sono andata a lavorare in dicembre. Davvero? E come mai? Così, anche perché questo è un po' distante. Certo, insomma, quello non volevamo sapere. E com'è questa esperienza? Penso sia difficile, Un po' difficile, però quando anche la bambina mi manda i disegni È una bella soddisfazione. Senti, come mai il mondo della moda? Perché ti sei lanciata un po' in questo mondo? sono appassionata, ho fatto un corso di 6 mesi e di portamento e prodotto fotografico urbano, agenzia e dopo ho fatto anche il book nella mia paese classico e basta, però senza proprio no, tranquilla, ogni volta cerco sempre di fare bello quello che mi piace. Quindi insomma hai deciso di essere qui oggi e cercare appunto di accaparrarsi una delle 5 fasce. Allora in bocca al lupo. In bocca al lupo, facciamo un applauso a Giorgia Gallegaro. Continuiamo con la numero 9, Maddalena Barbieri.
allora benvenuta intanto, vieni da Vicenza e hai 18 anni, benvenuta. Conoscevi già l'Azize, sì? Sì, l'avevo sentito. Ah, ma vedi, beh, veramente siamo stati importanti per farvi conoscere comunque questo territorio bellissimo. Allora, raccontaci un po' di te, cosa fai nella vita, studi, lavori? Faccio invece universitarie, sono in agricoltura e e mi pegavo gli occhi e l'educazione, lo faccio da 10 anni e chissà perché mi hai detto il basket, ma l'equitazione non pensavo. Allora, e il mondo della moda invece da quando hai iniziato a cavalcarlo, se vogliamo dire così? Ho iniziato quando avevo 16 anni, quindi anni fa, e però ho iniziato quest'anno e l'anno scorso. E ti piace? Sì, riesco a essere me stessa. Cosa ti piace di più di questo mondo? Conosciamo le persone tutti i giorni, continuare ad imparare e migliorare sempre me stessa. Benissimo, e allora grazie anche a te, in bocca al lupo a Maddalena Barbieri, grazie Maddalena. Continuiamo con la numero 10, Martina Perin. Benvenuta, tu vieni da Treviso e hai 18 anni, raccontaci un po' di te. Mi chiamo Martina Perin, ho 18 anni, vengo da Castelfranco Veneto in provincia di Treviso, frequento una scuola professionale di acconciatura e la mia passione è il pattinaggio artistico. Ah, da quando il pattinaggio artistico? Lo pratico da 8 anni. Ah, 8 anni, quindi era piaciuto. E invece questa passione per il parrucco da quando? Da piccola anche questo, perché mi piaceva fare i capelli alle bambole, quindi... Ti racconto io cosa ho fatto una volta con Baby Mia, ve lo risparmio. Cioè, praticamente con i fogli sono andati i capelli così. Ecco, ho fatto una cosa molto rovinata la bambola, non importa. Probabilmente se fosse andata alla scuola come te magari sapevo che sulla plastica non bisogna mettere una fonte di calore. Allora, invece il mondo della moda, quando è iniziato? Quando ero piccola i miei genitori mi hanno accompagnato ad una selezione universitaria. Da lì mi sono appassionata. Hai iniziato a fare concorsi? No, ho iniziato più o meno un anno fa. Hai già vinto qualche titolo? No, ma ho vinto parecchie manche. Perfetto. In bocca al lupo allora anche a te. Sei la chiusura di questa bellissima carrellata di oggi. Facciamo un applauso quindi anche a Martina Perin. Ma le vediamo tutte insieme. No, non le vediamo, non le vogliamo rivedere più. Basta. Ci siamo stancati. Devono cambiare. Allora, la nostra giuria sta facendo un po' i conti. Io posso chiedere al titolare, o sta lavorando ancora? Posso interrompere, ho spento nel mondo del turismo e della ristorazione, ma finalmente siamo ripartiti e per me è veramente un grande piacere essere qui anche per farvi partire con un piccolo contributo a questo bellissimo posto. Infatti sono molto onorato di aver ospitato questa manifestazione. Grazie a Renata che è stata l'occasione di ospitarla e tutti gli ospiti, ringrazio tutti gli ospiti e le ragazze che sono presentati oggi e anche te che Grazie Domenico. Questo è un ristorante che potremmo dire un po' per tutti, per grandi, piccini e famiglie, perché veramente offre davvero tanto, poi in una posizione assolutamente bellissima. Sì, infatti è un vanto per noi la posizione e anche il ragazzo veramente davvero contenti. Da quanti anni hai la passione per la ristorazione? Io ho iniziato molto presto, dall'86. 35 anni di carriera e ovviamente ce ne vogliamo altrettanti. No, come no, per già andare in pensione, no. Magari 10-15 anni. Dopo ti rilassi, perché insomma è un lavoro veramente molto impegnativo, assolutamente meritatissimo. Domenico, allora abbiamo visto
po' anche nei panni del giurato, oggi come è andata questa esperienza? No, esperienza nuova, comunque molto positiva e mi fa molto piacere. Ti sei divertito? Sì, molto. Tutte ragazze bellissime poi. Sì, c'è pure della scena. E quello è il problema. E per quello abbiamo scelto voi oggi per giudicarli, però veramente grazie ancora di cuore per quello che fate e tutto il tuo staff. Grazie mille, grazie a tutti gli ospiti. Grazie Domenico. Applauso titolare del ristorante ai Milani di Nazzise. Marietto. Allora, Renato, noi adesso aspettiamo che le ragazze si preparino, come vi dicevo ci saranno 2 sfilate, la prima dedicata a un brand molto importante che è Olé, perché è un marchio di abbigliamento che ha sede a Rimini a Milano, però non è solo un brand, è un progetto che va oltre la moda, seguendo la filiera dell'ecologia, della solidarietà, della musica e della comunicazione, intende diffondere un nuovo concetto di lifestyle. Olé Artist è natura, infatti i capi sono realizzati interamente in cotone biologico, ma è anche musica con la sua etichetta discografica che ha prodotto progetti musicali di livello internazionale. È anche per la solidarietà, grazie alla partnership ufficiale con la NAS, che è la Nazionale Italiana Artisti di Sci. Ma Olé è soprattutto bellezza autentica, perché per i suoi capi non recluta testimoni già affermati, ma seleziona in tutta Italia i volti emergenti del mondo della moda e dello spettacolo. Ecco perché l'abbiamo voluto presente in questa selezione, ma non solo, in tutte le selezioni di Miss Italia del Veneto, perché ci sarà proprio una fascia particolare che abbiamo già assegnato nella prima selezione a Sottomarina, la fascia di Miss Olé. Domani, tra l'altro, ricordiamo, domani è il 20, domani ci sarà la presentazione della collezione autunno-inverno del 2021 di Olé a Papete Beach. Ma anche tu vai, Renato? Sei pronto? Prontissimo! E Miss Olé sarà appunto colei che parteciperà insieme a Chiara Tricanato, Renato Tricanato e Alessia Saviani in questa bellissima giornata al Papete Beach di Milano Marittima. Sei un po' invidioso, Marietto. Vuoi farmi vedere? Cosa stai facendo? Ma cosa stai facendo? Mi devo guardare? Ah, vabbè. Non è pericoloso. Ora iniziamo, facciamo un passettino indietro, e perché poi ci sarà anche un'altra sfilata, quella del baule shopping center. So che qui ci sono i titolari. Eccoli là. Venite, vieni. Il figlio ti chiami? Ziao. Allora, la mamma insomma un contento, Sì, è contentissimo. Tu lo segui nell'attività? Sì, io sono al negozio e dopo faccio poi di tutto, seguo proprio il negozio dei miei. Ricordaci dove è il negozio? Il negozio è a Campagna Luppia, via Roma 70. Quindi da voi troviamo un po' di tutto, dall'abbigliamento agli accessori. Sì, dall'abbigliamento dal più piccolo al più grande. Dal più piccolo al più grande, insomma, dobbiamo venire a conoscere. Intanto oggi ci date un'anteprima, un piccolo antipasto, possiamo dire. La mamma è com'è la mamma? La mamma è sempre sorridente, come la vedete. E mi piace il suo lavoro. Mi piace lavorare, sì, abbastanza. E dopo ringrazio Renato che ci ha portato a partecipare in questa sfilata. Certo, grazie, allora grazie Renato. Siete solo voi due nel negozio? C'è anche un papà che Roma non può aspettare il posto. Beh certo, ovviamente qualcuno deve rimanere lì a far girare la macchina. Bene, allora, grazie. Ho già Ziao, quindi allora Chiara, mi inserisco. Certo, Renato. Ziao per noi tutti quanti in affettuosità, Luca. Per noi è Luca. E Luca ha voluto mangiare tutte le nostre ragazze con dei buoni, proprio perché chi va a trovarlo avrà degli sconti su una spesa minima, però ha fatto questa grande cosa per le nostre miss. Grazie. Grazie allora Luca, grazie mille e in bocca al lupo assolutamente per la vostra attività. Adesso vedete lo spettacolo.
alla giuria. Un bel applauso per Miss Riviera del Brenta 2021, Beatrice Massan. Al tavolo della giuria. Allora sì, ringraziamo Antonio Maiella che è dovuto dar via per un impegno, ma al suo posto prontamente, tanto si è visto tutta la sfilata, l'assessore Claudio Bertoldi. Un bel applauso per le ragazze della seconda selezione di Mistero del Veneto, ristorante ai due laghi di Lazzise, prego! Nel caso in cui una di queste tre bellissime ragazze dovesse ricevere la fascia della prima classificata, scenderà la fascia che ha indosso in questo momento alla sesta classificata della selezione di sottomanire, vestirà la fascia di Miss Lazzise quest'oggi. Mi metto di fronte al tavolo della giuria, intanto vi ringrazio ancora per il vostro lavoro e andiamo con la quinta classificata, Miss Finalista. A premiarla chi chiamiamo, Renato? Alessandro, vai a Alessandro che premierà la quinta classificata. La quinta classificata è Alessia Marchiori, la numero 1. In partenza la prima a ricevere la fascia. Allora, vediamo. Perfetta, bellissimo. Facciamo una foto. Ecco qui con Miss Finalista, la quinta classificata di questa selezione. Fermati un attimo, volete tornare la foto? Tutti e tre, facciamo una foto. Grazie mille e complimenti ancora ad Alessia. In omaggio offerto da Il Baule, giusto? Grazie ancora ragazzi del Baule. E ora andiamo avanti. Allora, quarta classificata, Miss Veneta Flex. A premiare due damigelle. Ma chi era Alessia? Alessia però è qua, è quella qui. Allora, Chiara e Alessia prendono la quarta classificata Miss Veneta Flex ed è Elisabetta Gaone! Quarta classificata Miss Veneta Flex Elisabetta Gaone, complimenti! Facciamo una foto? Elisabetta Gaone che riceve la fascia di Miss Veneta Flex e lo mangia la vita dei Paolo. Grazie anche ad Alessia! E andiamo adesso sul post. Speed Logistic a premiare di nuovo Chiara, facciamo? Eccola la Chiara. Premia Miss Speed Logistic, terza classificata, Alice Coghi! E complimenti ancora, grazie. Chiedo al titolare Domenico, certo adesso è il tuo momento Domenico, perché andiamo a nominare la seconda classificata che prende il nome proprio dal ristorante Due Laghi. Quindi seconda classificata Miss Ristorante Due Laghi. Seconda classificata Nicole Berlini.
fascia della più bella di oggi. È stato anche oggi particolarmente difficile, però avevamo l'anima integerrima, siglata scheda per scheda. Devo solo dire questo: voi avete le 3 nostre miss che hanno concorso per il primo posto, giusto? Allora, lo dico subito, non hanno preso il primo posto, ma caso strano sareste andate in classifica, quindi la vostra fascia è più che meritata ed è confermata dalla parte del 25 anche questa volta, però praticamente avendo già la vostra fascia mantenete questo, quindi siete già al 12 di settembre, però la storia continua. Se volete rimettere in palio la vostra posizione per un'altra selezione, nessun problema, tanto basta solo venire qui e sfilare. Vi siete divertite comunque? Sì? Ecco, l'importante è questo, va bene. Anche perché tu difficilmente insomma avresti lasciato credo la fascia di Miss Olè, perché sennò domani al patente non è che giusto? Va bene, e allora adesso ti do la parola, ricordiamo che la prima insieme a Martina andrà a vedere una marittima al patente. Scopriamo chi è. Grazie Renato. La Cise in questa seconda selezione è Narcisa Barbuta. Eccola qui, la più bella di La Cise oggi, Miss La Cise 2021. Adesso sì. La coroncina. Complimenti alle nostre Miss che andranno alla finale di settembre, ma facciamo un applauso a tutte le ragazze che hanno partecipato. Complimenti ancora a voi ragazze, ci saranno anche possibilità per riprovare, quindi riprovate se volete. Allora, fermatevi tutte però perché facciamo una foto tutti insieme, quindi ci fermiamo tutti qui per fare una foto. Io ancora ringrazio una volta l'ospitalità, la cordialità, la bravura della gestione del ristorante Due Laghi. Grazie ancora per averci fatto conoscere questo nostro bellissimo. Grazie alla nostra giuria, ovviamente ai nostri fotografi, al DJ, ai nostri organizzatori Renata Trincanato, Chiara e Alessia Saviani. Grazie ancora a tutti. Viva il ristorante Due Laghi, viva la Cise, viva il turismo qui in Veneto e nella nostra bellissima Italia. Grazie, buona giornata. Eccoci qui amici, alla fine di questa splendida giornata. Siamo qui con Chiara. Allora dici Chiara, com'è andata secondo te? A parte il caldo afoso che ci ha veramente distrutto, però una location stupenda. Assolutamente. A te la parola. Grazie mille. Tanto buongiorno a tutti gli amici di GD Ferro Blog. Beh, effettivamente sì, come hai detto tu, una giornata bellissima, calda, afosa, però insomma ci siamo lamentati tanto dell'inverno, del freddo, è arrivato il caldo, quindi godiamoci anche il caldo, ma soprattutto oggi siamo goduti le bellezze di questo territorio, la Cise in particolare e 10 bellissime ragazze che hanno partecipato a questo concorso. Devo dire che è stato difficile per la giuria perché le 5 fasciate insomma erano sempre lì un po' con un punto in più, un punto in meno, però devo dire che ha scelto bene la nostra giuria, veramente 5 bellissime ragazze che andranno poi alla finale di settembre, ma bellissima anche l'ospitalità di questo ristorante. Quindi concordo. Ringrazio Domenico. Mangiato anche molto bene. Quindi ringraziamo il titolare Domenico, ma tutto lo staff, i camerieri che oggi hanno lavorato anche per noi, e quindi complimenti al ristorante Due Laghi che ci ha ospitato. Certo. Grazie Grazie mille. a te. Ciao amici, ci vediamo alla prossima. Alla prossima.
Eccoci qui allora, fine di questa stupenda accaldata giornata. E allora, com'è andata? Le tue impressioni? Contenti? Io sono contentissima perché ho visto il sorriso sulla bocca delle ragazze ed erano felicissime, ed è questa la cosa più importante, che si divertano e comunque vada, l'importante è divertirsi, fare nuove amicizie, quindi sono molto soddisfatta di questo. E comunque sì, ha vinto Narcisa, sono molto contenta per lei, però ho visto che comunque tutte le ragazze erano felici del loro obiettivo, del loro premio che hanno raggiunto. Perfetto, alla prossima allora. Alla prossima. Grazie, un ciao, bacio. un bacio. Eccoci qui ragazzi con la prima classificata, Narcisa, complimenti. Grazie. Contenta immagino, sicuramente. Ecco, una bellissima esperienza, cosa ne pensi? Come ti è sembrato? Beh, io me la sono vissuta proprio l'esperienza, sono stata me stessa, sono andata molto d'accordo con le ragazze e sì, mi è sempre piaciuto comunque partecipare insieme a Renato e le sue organizzazioni e lo rifarei volentieri. Bene, alla prossima allora. Certo. Auguroni Grazie. e complimenti. Grazie. Eccoci qui amici di G di Ferro Team, siamo alla fine di una stupenda giornata accaldata, però abbiamo visto delle bellissime ragazze sfilare, 5 di queste sono state fasciate, sono andate in finale. Adesso seguiteci, prossimamente ci sarà la finale e un bacio a tutti, alla prossima.